Buongiorno a tutti, buona domenica. Sempre dall'ufficio associazione, noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Domenica 15 di dicembre 2019. Perché questo video? Fate molta attenzione. Perché purtroppo ci risiamo. Ci risiamo cosa vuol dire? Ecco qua. Questi sono gli articoli di giornali di questi giorni, lo avete sentito tutti, la Popolare di Bari è stata commissariata. Dopo tutti gli annunci e le promesse che c'erano state fatte al paese in generale, dopo il fallimento, la liquidazione delle ultime banche, cioè le due venete, si diceva che non sarebbe più potuto accadere perché con le nuove norme che avevano fatto approvare grazie all'Europa non sarebbe più successo, e invece non è vero. Ci risiamo, no? Ci risiamo con una nota di tristezza. Perché? Perché questi sono gli annunci del governo del Premier Conte in primis. Vedete, c'è scritto non tuteleremo i banchieri, e poi all'interno di un'ANSA, eccolo qua, ve lo faccio vedere anche questo: il Consiglio dei Ministri ha espresso la determinazione a assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori. Bene, noi come piccoli azionisti, la più grande associazione di piccoli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ci auguriamo che questi annunci corrispondano a una vera intenzione e alla verità, anche perché, per chi non lo sa, ve lo dico io, anche perché questo argomento dai giornaloni viene poco toccato, e quindi anche questo video verrà censurato come al solito. Spero nel buon cuore delle persone di buona volontà e dei risparmiatori di buona volontà, ma di tutte le persone in generale. Quello che non vi dice nessuno, appunto, è che la Popolare di Bari ha, come altre banche in passato, aiutato il sistema bancario italiano a stare in piedi. Cosa vuol dire? Che la Popolare di Bari ha fatto acquisizioni in questi anni sotto la supervisione di Banca d'Italia, ha fatto acquisizioni che hanno permesso di rafforzare il mondo bancario italiano. Ricordiamo un caso su tutti, quello Tercas, dove la Popolare di Bari ha speso centinaia di milioni di euro per sostenere questa banca, così come ha fatto la Popolare di Vicenza negli anni, sempre sotto la supervisione della Banca d'Italia, dove appunto la Popolare di Vicenza, e lo sanno gli amici della Toscana, e lo sanno anche gli amici del Friuli, e lo sanno anche gli amici della Sicilia, acquisiva banche a un prezzo spropositato, che erano in difficoltà, così da rafforzare il sistema bancario italiano. Insomma, funzionava un po' così negli anni, no? E tutto sempre sotto la supervisione degli organi di controllo. Bene, allora noi dell'associazione, noi risparmiatori, ci auguriamo che le promesse fatte nella tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari siano corrette, anche perché ricordiamo che molto schematicamente si parla di quasi 70.000 famiglie toccate da questa tragedia economica. E questo è molto importante. Volevo ricordare però con questo video al Premier Conte che al di là degli annunci, no? Ci sono altre promesse oltre a queste da mantenere. Voglio ricordare a tutti quanti gli amici che ci stanno ascoltando che nessun risparmiatore delle 6 banche liquidate dallo Stato qualche anno fa, dal governo Renzi, Gentiloni e amici, nessuno dei risparmiatori fino ad oggi è stato rimborsato. Nessuno. Bene, c'è un fondo da 1,5 miliardi, c'è una legge che dà a un'ampia platea la possibilità di ricevere il 30% di indennizzo. C'è una piattaforma che però sta funzionando male. Il Premier, appunto, nel mandato dello scorso governo aveva promesso aveva incontrato i risparmiatori di tutte queste banche per dire: vi rimborseremo presto. A distanza di qualche anno ormai, caro Premier, ancora non ci siamo. Non è arrivato ancora niente, né a Ferrara, né in Etruria, né a Vicenza, né in Veneto Banca. Quindi, caro Premier, al di là delle nuove promesse, noi siamo qua per rinnovarle l'incentivo a ricordarsi di quelle che ha già fatto. Anche perché, come dicevo, 1,5 miliardi c'è, ma
Come sapete, l'adesione alla piattaforma è stata molto meno del previsto fino ad oggi. La scadenza è a febbraio, ma fino ad oggi l'adesione è stata molto bassa, qualche migliaio di persone, alla fronte del centinaia di migliaia di aventi diritto che la legge prevede. Questo perché ci sono state poche adesioni, perché la piattaforma, mi dispiace rinnovarlo ma lo dico ancora, non corrisponde a ciò che prevede la legge. Crea molta diffidenza e confusione, di conseguenza ci auguriamo, caro Premier, che finalmente riusciate a modificare nei prossimi giorni, così come ci avete promesso, la piattaforma sulla base della legge che voi avete scritto. Abbiamo saputo in questi giorni, è stato scritto su tutti i giornali e lo apprendiamo con molto piacere, che è stata fatta una proroga di 60 giorni alla scadenza, quindi non più a febbraio ma a marzo e aprile, quindi a fine aprile scadranno la possibilità di fare richiesta al FIR. Molto bene questa proroga, però il segnale di questa proroga è che se l'avete fatta è che anche a voi a Roma vi siete resi coscienti del fatto che fino adesso la piattaforma ha avuto poco feeling, ha avuto poco gradimento ed è stata poco funzionale. Quindi diamoci una mossa, basta con le parole, diamoci una mossa. Anche perché, signori miei, ve lo dico, né a Bari, né a Vicenza, né a Etruria e neanche a Ferrara faremo le spese di Natale con le promesse. Ci sono famiglie, molte, che di questi soldi hanno bisogno perché hanno risparmi sudati, cerchiamo di darci da fare. Ripeto, le spese di Natale non si fanno con le promesse. Poi, questo per quanto riguarda quello che voi dite, quindi la tutela e la garanzia dei risparmiatori. Correva d'obbligo questo appunto. Dopodiché, non tuteleremo i banchieri, caro Premier. Caro Presidente, sì, non tuteleremo i banchieri, è un bel titolo, un bel annuncio, però le ricordo che per non tutelare i banchieri bisogna portarsi a casa ancora la commissione parlamentare sulle banche. Questa commissione che avete promesso ancora con lo scorso governo non si è ancora riunita, la riunione continua a essere rimandata e non solo serve una commissione nuova e decente, ma serve un presidente capace, che noi sulla nostra piattaforma abbiamo votato e ha ricevuto migliaia di voti la proposta di presidente che ne abbiamo fatto col senatore Paragone. C'erano varie proposte, vari nomi, ha vinto il senatore Paragone. Di questa cosa non si è più saputo niente. Per non tutelare i banchieri, caro Premier, le ricordo che serve la commissione, serve un presidente capace e serio, slegato da tutti i poteri forti, ma serve soprattutto desecretare i documenti che la vecchia commissione d'inchiesta banche ha raccolto e poi secretato. Altrimenti, quello che io leggo restano solamente dei begli annunci natalizi e nulla di più. Le cose non si cambiano con le buone intenzioni, le cose si cambiano con i fatti e noi, caro Presidente, siamo qui a vedere i fatti. I risparmiatori da Vicenza a Etruria, a Ferrara, a Bari sono uniti nella solidarietà tra di loro, quindi piena solidarietà a Bari, ma soprattutto sono uniti nel vedere fatti. Basta con gli annunci. So che questo video sarà inviso a molti giornaloni, a molti giornalisti, a molti TG nazionali. Io spero nella buona volontà e nella buona fede di chi lo sta guardando e di chi ha un risparmio, perché come potete vedere chiunque ha un conto corrente oggi è a rischio. Continuano a fallire le banche. Quindi se potete condividete. Grazie mille, buona domenica e fate like sulla pagina, noi che credevamo, se volete continuare a ricevere i nostri video e i nostri aggiornamenti. Grazie ancora.